Io e Alessandra, cosa sono i sassi parlanti? Da quanto Sassi ci parlanti lavori? nascono 8 anni fa e sono frutto di una grande passione sicuramente. Il mio primo grande amore è stato il patchwork americano che mi ha insegnato il ritmo nel dare un punto dopo l'altro praticamente. Questo ritmo l'ho ritrovato sicuramente nello scrivere le parole ed è assolutamente rilassante, diciamo, per me. Oltre ad unire il fatto che io amo profondamente i colori, fanno parte della mia vita e quindi le due cose assieme appunto hanno dato vita ai sassi parlanti, assolutamente. Sono dei pezzi unici, li fotografo ogni volta che li vendo perché poi non ripeto mai le stesse decorazioni, ecco, su questi sassi. Nata da un'amica che mi ha insegnato la prima coccinella perché dicono essere l'animale più facile, in realtà no, perché ci sono i cerchi che devono essere dei cerchi e non degli ovali. E no, è stato assolutamente un crescere perché comunque ascoltando le persone che mi chiedono magari delle frasi particolari, ecco, vado alla ricerca di argomenti. Mi piace molto il rapporto con le persone in quanto si aprono a me per cercare la frase migliore, diciamo, da regalare o da tenere, o quello che io apprezzo tantissimo è la frase che portano magari in cimitero ai loro cari e mi è stato detto anni fa che i sassi parlanti uniscono la terra al cielo e viceversa, e quindi mi emoziono. E questa è una gran bella cosa perché penso che quando ci sono delle emozioni così profonde, queste si ritrovano. La passione è nata nel 2015, grosso modo a spanne, e ho sempre avuto una passione per la creatività. Sono passato dalla pittura alla ceramica, ho unito entrambe le cose e ho creato una ceramica un po' particolare, una ceramica per l'arredo, che spazia dai quadretti ai cuori, ai pesci, al mondo sulle nuvole, alle mongolfiere che vedete qui e varie forme, diciamo, artistiche. È una ceramica un po' diversa dal solito perché di solito quando si parla di ceramica si parla di tazze, ciotole, piatti. Io ho cercato di fare una cosa un po' alternativa creando una cosa più fantasiosa, diciamo, più rilassante, se vogliamo dire così. In grosso modo il concetto è questo, insomma. Il tempo che dedico alla ideazione dell'oggetto, quindi al disegno, alla fase progettuale e alla realizzazione, dopo le uscite che chiaramente faccio per proporre le cose che faccio, che vendo. Con un grande successo, sono contento perché vedo che ho un bel riscontro, quindi vuol dire che, perché come dico a tutti fondamentalmente, quando tu fai una cosa la fai a gusto tuo e quando vedi che hai un bel riscontro sei contento e hai soddisfazione, insomma. Vuol dire che i tuoi gusti bene o male combaciano con una buona parte, insomma. Ottimo. Beh, siamo stati invitati qui in questo evento di Cison di Valmarino ancora da alcuni anni e facciamo laboratori appunto per i ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di fare laboratori a scuola con i ragazzi, no? Quindi ci proponiamo per fare attività manuali dove un ragazzo possa avere l'opportunità oggi, in questo momento dove specialmente i genitori hanno sempre paura a non toccare di qua, non fare di là che ti fai male, insomma un po' questa cosa, no? E noi proponiamo ai ragazzi di toccare, di impugnare un'attrezzatura che difficilmente hanno la possibilità di trovare a casa oggi. Ufficialmente la faccio una decina di anni, la facciamo da una decina di anni, lavoriamo in scuole di tutto il Veneto e anche fuori Veneto, diciamo, delle regioni limitrofe. E facciamo lavori sia di libera espressione, dove i ragazzi possono avere un'idea, come adesso questi ragazzi stanno facendo in questo momento. Un ragazzo ha in mente di farsi una barchetta, un aereo, ma uno scoiattolo, che ne so, una balena, quel che vuole farsi. Oppure si fanno lavori a progetto, dove anche assieme agli insegnanti, oppure anche qui i ragazzi arrivano, vorrei fare un progetto per fare una cosa, tiriamo fuori un progettino e ci si fa un lavoro a progetto.
Siamo qui con Valentina Ferrarini con Vetrofusione, che cosa ci puoi raccontare? Allora, io è tantissimi anni che partecipo a Cison di Valmarino, dal 2001, e mi è sempre piaciuta tantissimo come fiera. Io faccio vetrofusione, che è una tecnica di lavorazione del vetro. 30 anni fa facevo pittura su vetro, ma poi sono passata a questa tecnica perché mi dava la possibilità di creare le forme del vetro che volevo, e in più è molto più stabile e duratura come tipo di decorazione, che appunto faccio con vetri di diversi colori elaborati e poi fusi in forno ad alta temperatura. Il mio laboratorio è nel Vicentino, nell'Alto Vicentino, e lavoro con il vetro di Murano, partendo da lastre di vetro, ognuna col suo colore, e da quelle lastre io traggo tutti i componenti che mi servono per creare le cose che faccio. La fusione dura una nottata, i forni sono elettrici. Allora, è nato quando avevo 19 anni, ero in Cile, sono un cileno di origine ma vivo come croato, e ho fatto un laboratorio e poi ho studiato oreficeria a livello professionale e poi sono entrato alla scuola delle belle arti all'Accademia in Cile. Un neobarocco gotico, anche latinoamericano, che è completamente diverso dal barocco europeo, che ha diversi concetti che si mischiano. Lavoro sulla natura, sul materico e l'organico. La cera è una tecnica millenaria, lavoro con una lastra di cera che ulteriormente poi si fa una fusione, e questa fusione può essere in bronzo, in argento e in oro. In questo caso la collezione è in argento. Porto le mie creazioni di carta, il mio mondo, che va dai fiori alle polsiere, ai quadri, e ho portato anche un po' di decorazioni natalizie, visto che io non potrò partecipare all'edizione natalizia, non credo, visto che vengo da Roma, e quindi ho portato anche un po' di cose natalizie. È nato circa 10 anni fa, un po' di più, con il mio matrimonio, dove ho realizzato tutti i fiori per il ristorante, non era un ristorante, la tenuta, il mio bouquet. Sono piaciuti e tutti i miei invitati ancora li conservano con amore, e insomma da lì piano piano con ordini, diciamo, di amici o cose o conoscenti si allarga. Non so, a me piace pensare di portare qualcosa di un po' poetico, di dolce, in un mondo un po' duro spesso, e quindi invece qualcosa di leggero e un po' poetico. Siamo qui con... Io sono Inti Tomio. Cosa ci porti qui a Artigianato Vivo? Allora, io vi porto la mia esperienza, che è la... Allora, io creo con il riciclo gioielli e sculture. Negli ultimi 15 anni solo con il riciclo, e negli ultimi 5 ho cercato di dare movimento, di dare vita a queste sculture tramite automazioni, per esempio qua di una vecchia sveglia un po' modificata, rame di recupero, e abbiamo questa specie di balena che vola o che nuota. Questo è un automa a molla. Con questa idea faccio vari tipi di sculture, anche su ordinazione. Questo vi faccio vedere, è un automa manuale invece. Questo è il mago che guarda il cielo e poi la sua sfera di cristallo. Com'è nata questa tua passione? Allora, è nata sicuramente legato alle tecniche che ho imparato in famiglia da mio padre, sono tecniche orafe, e da mio zio in Argentina, e le ho applicate al riciclo di materiali che potevo saldare con la brasatura d'argento, quindi ottone, rame, alpacca, argento. Sicuramente è legato a queste tecniche. Guarda, gli automi è molto difficile quantificare
Vanno dalle poche ore su alcuni semplici fino a settimane magari su un pezzo più impegnativo. Vi faccio vedere questo che è l'ultimo automa che ho realizzato. Si chiama la Fortezza Errante, è fatto con dei portalampade per il corpo. Questo drago li vedete qua, portalampade in ottone di una volta, rame recuperato da una porta anche qua, e il motore di una vecchia sveglia. Questo ci vogliono svariate, cioè, dai, un paio di settimane si riesce a farlo. Qua sentiamo anche il rumore del motore di questo drago, della fatica che fa per volare. È un drago che si porta una fortezza in giro.